Oggi la condizione lavorativa di quelli che operano nei nostri settori è una condizione peggiorata. Hanno i salari bloccati da moltissimo tempo e abbiamo un impoverimento delle condizioni di lavoro, le flessibilità, le domeniche lavorate. Abbiamo poi una crescita di tutto quanto, una serie di lavoro che sta ai limiti della legalità, come il ricorso eccessivo ai voucher. Dunque abbiamo necessità di riconquistare e di riprenderci il contratto come condizione per assicurare un futuro e assicurare anche una condizione lavorativa migliore alle persone. Delegati sindacali del Veneto di Commercio e Turismo in assemblea a Padova per discutere delle criticità che colpiscono il settore. Pochi soldi in busta paga ai lavoratori, con i giovani ancora più in affanno. Si nota l'utilizzo sempre più massiccio dei voucher, quasi il 58% in più nel 2015 rispetto all'anno precedente. E sono fortemente utilizzati, hanno sostituito il lavoro stagionale, il lavoro a tempo determinato, quindi indebolendo anche le forme di garanzia di diritto e anche la certezza di una retribuzione, perché il voucher ha un valore orario ma da nessuna parte è scritto che ha un valore, diciamo, di 10 euro, poi 7,5 euro vanno al lavoratore, ma può essere utilizzato anche per diverse ore di lavoro e non spesso è collegato al pagamento del lavoro in nero. Tra le pratiche che minano il futuro del lavoro, anche l'uso eccessivo del part-time. Lavorare part-time spesso con contratti di 20 o 16 ore non permette di pensare al futuro.